Amici di TeleG, buongiorno a tutti. Parte oggi una nuova rubrica inserita nel contenitore del nostro telegiornale. La rubrica si chiama Biasantes, Viaggianti, e in questa rubrica parleremo di storia, parleremo di cultura, parleremo di tradizioni, parleremo di monumenti, di tante e tante cose molto interessanti ogni giovedì nel nostro telegiornale. Con chi potevamo fare una cosa di questo genere se non che con lui, con Bruno Lombardi. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te, buongiorno a voi tutti a casa. Benvenuto nella nostra rubrica. Grazie. E nel nostro salotto ovviamente. Ho detto che parleremo di cultura. Oggi è la prima puntata e mi hai detto che oggi si parlerà di civiltà nuragica, non tanto intesa come monumenti, non tanto intesa come architettura, ma parlare di come vivevano i sardi in quel periodo, in quella civiltà. A te la parola. Perfetto, certo, perché questa rubrica che cosa vuole fare? Vuole dare la possibilità di approfondire delle storie, quindi noi racconteremo anche delle storie che riguarderanno anche delle donne, racconteremo personaggi illustri, donne illustri, uomini illustri, racconteremo luoghi, paesi, tutto ovviamente centrato su quella che è la Sardegna, la storia della Sardegna, la cultura di Sardegna, ma non entro i confini, unicamente entro i confini della Sardegna, ma per esempio anche di personaggi che hanno fatto qualcosa in qualche modo e hanno dato grandezza, lustro alla Sardegna, ma la Sardegna anche nei rapporti anche con altre popolazioni e quindi sia in ambito storico ma anche in ambito economico, insomma. Cercheremo di raccontare diverse storie, quindi di puntata in puntata ci saranno delle cose particolari, quindi le lasceremo scoprire ai nostri amici a casa. Ecco, tu hai parlato di civiltà nuragica. Sì, iniziamo. Mi viene da chiederti così curiosamente come vivevano i sardi all'epoca. Abbiamo pensato appunto di iniziare così questo nostro viaggio, appunto Biasantes, no? Perché siamo viaggiatori anche noi in questo mondo così intricato della storia sarda, perché appunto la civiltà nuragica diciamo che è l'emblema forse, no? Anche identitario della nostra storia, benché comunque in questo campo, in questo ambito ancora molte cose non si conoscono, nonostante il grandissimo lavoro degli archeologi. Importantissimo lavoro, che poi negli ultimi anni questo lavoro degli archeologi insieme a quelle che è insomma l'archeobotanica, quindi poi insomma anche alle analisi biochimiche, ci hanno restituito numerose informazioni interessantissime sui nostri antenati. E noi vogliamo oggi raccontare questo aspetto, l'alimentazione. Ecco, noi sappiamo dai ritrovamenti, quindi dobbiamo dare anche alcuni riferimenti ai nostri amici a casa. La civiltà nuragica diciamo che inizia intorno al 1700 a.C., circa 1600, con la costruzione dei primi nuraghi, i protonuraghi cosiddetti, quelli che appunto non presentano l'atolo su questa falsa volta, falsa avanti Cristo, bene specificato, perché certamente, quando si dice 1600 certamente. Si ha la sensazione di essere già dopo Cristo. Siamo proprio qua siamo avanti Cristo. Certo. E poi con questa evoluzione appunto di questi grandi costruttori di nuraghi, e quindi dai protonuraghi ai nuraghi, quelli poi monotorre, quelli un po' più complessi, come non so, possiamo fare degli esempi su nuraghi di Barumini, il Santo Antine di Torralba, l'Arrubiu di Orroli, il Losa di Abbasanta, l'Isparas di Isili, ma ce ne sarebbero tanti altri, e ognuno ha una sua particolarità e una sua storia. E le storie ovviamente vengono raccontate dalla cultura materiale, da ciò che si ritrova. Ovviamente, quindi è preziosissimo il contributo archeologico degli archeologi. Dopo un certo periodo questi costruttori di nuraghi non costruiscono più i nuraghi e quindi sembra quasi che vengano abbandonati, forse probabilmente c'è un cambio politico, sociale e siamo intorno al 1200-1000 a.C., diamo così dei riferimenti molto alla larga, se vogliamo, e poi questa civiltà pian piano cosiddetta nuragica, perché l'emblema principale è nuraghi, quindi il nome deriva
convenzionalmente da questo, pian piano va scemando, diciamo così, nella sua grande importanza, diciamo nel suo grande lustro dell'epoca dei nuraghi, cambiano le società e poi quindi arriveremo soprattutto nell'epoca intorno all'800 a.C., sembrerebbe appunto quella l'epoca della famosa statuaria di Monteprama, e quindi lì poi pian piano si arriverà all'epoca fenicia, pian piano poi alla vera e propria occupazione cartaginese. Ma cosa mangiavano appunto? Ecco, questo mi incuriosisce. È molto interessante sapere che queste persone, questi nuragici, questi sardi, erano dei grandi coltivatori, dei grandi agricoltori. Sono state ritrovate delle tracce di grano e di orzo, quindi significa che conoscevano benissimo questo tipo di alimento e lo coltivavano. Ma coltivavano anche dei legumi, per esempio sono stati ritrovati i piselli, sono state ritrovate delle fave, sono stati ritrovati quindi tutti quei materiali, diciamo così, agricoli, tutte quelle specificità agricole che ti fanno pensare che queste persone magari conoscessero anche la rotazione dei campi, no? Per la coltivazione dei campi, quindi per dare la possibilità a quel campo che era stato coltivato a cereali di riprendersi coltivando poi le leguminose, che poi è una particolarità questa qui che noi ancora oggi conosciamo in questo ambito. Beh, quindi se c'era già il grano a loro disposizione, ovviamente anche tutte le trasformazioni assolutamente grano, sì, quindi il pane. È stato ritrovato appunto anche del pane, appunto tracce di pane carbonizzate. Poi noi abbiamo anche questa come dire, condizione che ci permette di vedere anche nella ceramica e quindi anche nei ritrovamenti quei contenitori per cui alcuni alimenti e in cui alcuni alimenti venivano cotti, utilizzati o comunque trattati. Ma per andare avanti, oltre appunto ai cereali, molto probabilmente conoscevano anche l'orticoltura e quindi insomma tutto quello che riguarda le verdure. Ecco che quindi abbiamo queste persone che, sai, quando oggi molti vanno a vedere un nuraghe e pensano che sia, cioè, grandi costruzioni, solo pietra, e non raccontino tanto. Invece questi ritrovamenti ci dicono esattamente una grande cultura sarda, nuragica cosiddetta, che ci ha restituito delle grosse novità. Ma andiamo oltre, c'è tanto altro ancora che è stato ritrovato. Ecco, io vorrei chiederti, ad esempio, abbiamo parlato di quello che erano appunto i cibi come alimento, eccetera, eccetera. La Sardegna vanta una grande tradizione dal punto di vista vitivinicolo. All'epoca, per quanto concerne le bevande, si può già parlare di vino o di che cosa? Assolutamente sì. Noi abbiamo una traccia importante di un ritrovamento storico in una tomba del nuraghe a Rubiu, che risale presumibilmente al 1350 a.C., che ci dice appunto che i nuragici avevano già la conoscenza della vitivinicoltura, conoscevano le uve bianche e le uve nere. Probabilmente si tratta anche di tracce di, per esempio, non so, malvasia o vernaccia, soprattutto lo vediamo in alcuni ritrovamenti nelle zone di Cabra su questo. Ma abbiamo anche i torchi del vino, se ne sta appunto studiando uno ancora oggi, quello appunto del ritrovamento di Monastir. Ecco che quindi c'è questo aspetto importante di conoscenza dell'ambito appunto della coltivazione della vite, ma non solo, veniva utilizzato il vino anche per le cotture soprattutto di carni, come è una tradizione che ancora ai giorni nostri arriva, quindi la cottura delle carni di agnello, delle carni di maiale, di cinghiale, vino bianco e vino rosso. Ecco che queste genti sapevano esattamente conoscere il territorio e vivere il territorio per le loro necessità. Ma poi abbiamo anche, non so, la conoscenza degli oli, l'olio di lentisco, l'olio d'oliva, probabilmente anche non solo a carattere culinario, ma anche a carattere, non so, per esempio delle medicine, quindi per quanto riguarda la cura delle medicine, la cura delle ferite o comunque in quell'ambito. Ma poi abbiamo anche la certezza di ritrovamenti di semi di mirto, per esempio, probabilmente anche questo come un digestivo, ecco, perché forse c'è un legame ancora oggi con questo aspetto, ma poi abbiamo tanto altro. Certo che scoprire che all'epoca già il mirto era poteva essere una delle bevande, insomma, lascia abbastanza così, crea meraviglia questa cosa, eppure è la realtà. Assolutamente è stato ritrovato, quindi probabilmente magari la utilizzavano semplicemente mangiando le bacche, ancora non è stato ritrovato questa traccia. Certo, però
Però è importante e interessante questo, ma poi ci sono tanti altri aspetti, ecco che quindi forse oggi come prima puntata potremmo appunto lanciare questo aspetto e poter dire che tanti legami ancora ci sono col passato, nonostante siano passati più di 2000 anni, ed è importante ricordarci che queste cose, soprattutto nell'ambito del vino, non le hanno portate dal di fuori della Sardegna, ma è probabilmente ancora oggi forse l'unica traccia antica di una di addomesticazione della vita selvatica e quindi poi della coltivazione in ambito occidentale del Mediterraneo, l'unica traccia in Sardegna. Bene Bruno, fermiamoci qua, il nostro tempo a disposizione è terminato, io ti ringrazio, ma ai telespettatori a casa vorrei dire, ecco, questa è la nostra nuova rubrica. Biazantes ci racconterà puntata per puntata tante cose della nostra isola che magari non immaginavamo neanche, e tutto questo grazie a Bruno Lombardi. Bruno, ci sentiamo giovedì prossimo, Grazie a te, grazie per essere grazie stato a voi. con noi. Con voi continuate a seguirci, vi ricordo la nostra agenda www.islandsardinia.it, non vi dimenticate di visitare la nostra agenda tascabile online. Grazie a tutti, buon proseguimento di trasmissioni.